Buongiorno, buongiorno a tutti. Io invito i membri del prossimo panel a salire sul palco. Ciao. Presidente Agrusti. Dove vuoi? Adesso andiamo. Buongiorno a tutti, io vi prego di riaccomodarvi. Sono Diego D'Amelio del Piccolo, sono quello che vi accompagnerà nell'ultimo pezzo di questa terza edizione del Barcolana Sea Summit. Ci sono ancora un po' di cose interessanti da affrontare. Parleremo di digitalizzazione in questo panel. Abbiamo visto come la digitalizzazione ha accompagnato, insomma, ha fatto da sfondo in tutte le giornate di questo evento, di questo Barcolana Sea Summit. Ne abbiamo visto gli aspetti positivi, anche i rischi. Penso alla lezione che ha tenuto il professor Galimberti nella prima giornata. Oggi parliamo delle cose positive, parliamo di un progetto che nasce all'interno del PNRR. La digitalizzazione è uno dei perni su cui ruota la transizione, quindi appunto il progetto sta all'interno del PNRR. Si fa un gran parlare di realtà virtuali, di metaverso, di creazione di avatar e di vite nelle realtà virtuali che sembrano aspettarci. Qui l'avatar non raffigurerà una persona, ma rappresenterà il Golfo di Trieste, e adesso vedremo con i nostri ospiti che cosa significa creare l'avatar del Golfo di Trieste e che tipo di ricadute concrete può avere. Grazie. Anche il professor Di Lenarda, quindi possiamo cominciare. Abbiamo come ospiti appunto il professor Di Lenarda, la professoressa Pedicchio in rappresentanza dell'università, qui accanto a me il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti e poi il segretario generale dell'autorità portuale di Trieste Monfalcone Vittorio Torbianelli. Chiedo ai due rappresentanti dell'università come è cominciato questo progetto, come è nato e in cosa consiste, che tipo di potenzialità ha. Ok, grazie, chiedo scusa ma fra pochi minuti devo scappare perché è un evento in contemporanea in università e il ritardo ci ha un po' messo in difficoltà. Poi la professoressa Pedicchio, che è stata ed è la vera anima di questo progetto, lo potrà esporre in modo sicuramente più completo. A me faceva piacere sottolineare alcuni aspetti. Il primo è il significato di questi ecosistemi dell'innovazione. Sono dei tentativi che si stanno rivelando tentativi fruttuosi di identificare a livello territoriale la possibilità di mettere insieme enti di ricerca e attività produttive allo scopo di identificare un percorso di sviluppo. In questo contesto noi siamo riusciti a mettere insieme le 9 università del Nord-Est, molte aziende, anche molto importanti, una di queste è Fincantieri ma non solo. Il tema complessivo del progetto va verso la digitalizzazione e noi lo trattiamo e lo gestiamo, ed è il motivo anche per cui siamo qua, soprattutto nell'ambito del mondo del mare e nello specifico nell'obiettivo di riuscire a costruire un digital twin dell'Alto Adriatico. Dopo la professoressa Pedicchi lo spiegherà molto bene. Questa è una cosa che ci dà delle prospettive molto interessanti, delle prospettive di accelerazione della ricerca, delle prospettive di previsione delle applicazioni di scelte politico-strategico-industriali che dovremo fare nei prossimi anni. L'altro elemento che mi piace sottolineare e che ritengo fondamentale anche per il futuro è che ancora una volta questo risultato, e in questo territorio avviene ancora più chiaramente, si è espresso perché
le istituzioni si parlano, lavorano insieme, collaborano, lo fanno, qua abbiamo l'autorità portuale, abbiamo il mondo industriale, e questa è la chiave di volta per raggiungere i risultati. Ultimissima cosa, le competenze che entrano in questo percorso sono molto ampie. Giusto per avere un ordine di grandezza, 5 dei 10 dipartimenti dell'Ateneo partecipano al progetto, per cui non abbiamo solo gli ingegneri, ma abbiamo gli ingegneri, abbiamo i biologi, abbiamo i geologi, abbiamo i fisici, abbiamo i matematici, abbiamo il mondo medico, perché tutto questo fa parte di una visione a 360 gradi del nuovo approccio alla digitalizzazione, al progresso e quindi al mare. Io mi fermo qui e lascio alla professoressa Pedicchia. Grazie Roberto. Quindi parliamo di un progetto da PNRR, un ecosistema, come ha detto il Rettore, progetto che vale 110 milioni su 3 anni per tutto il Nord-Est, suddiviso su diverse tipologie di intervento. Trieste, grazie alla sua vocazione, Trieste e il mare, ha presentato e vinto questo progetto sulle tecnologie marine e marittime verso il Digital Twin dell'Alto Adriatico. Il Rettore ha già indicato un punto che io ho trovato veramente straordinario, quello di essere riusciti in un anno di lavoro, ci lavoriamo da un anno, a mettere assieme tanti attori, pubblici e privati, tante altre università, le imprese e tante discipline. Io questo credo sia veramente qualcosa di unico, come è già stato sottolineato, e ci allargheremo, e guardo l'ammiraglio Vitale e guardo il Presidente Antonione, perché avremo bisogno veramente del supporto di tutti. Cosa vogliamo fare? L'idea nasce dagli indirizzi europei. Abbiamo parlato, anche avete sentito prima nei panel precedenti, si è parlato molto di Europa, degli indirizzi. In tema di ricerca e innovazione, la Commissione europea ha avviato un paio d'anni fa un programma molto ambizioso che ha chiamato Missioni. Cioè Bruxelles ha detto: ma noi vogliamo poche priorità, di ampio respiro, con obiettivi molto ambiziosi però fattibili. E l'idea della missione viene ovviamente dalla missione Apollo. Insomma, chi ha la mia età si ricorda, cioè il famoso discorso di Kennedy in cui ha detto, cioè entro la decade, eravamo negli anni 60, manderemo un uomo sulla Luna, ma soprattutto lo riporteremo vivo a terra. Missione, una missione che doveva coinvolgere il pubblico e il privato, i cittadini, in uno sforzo collettivo sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista di ricerca, sia dal punto di vista di nuova tecnologia, nuova innovazione. E questo l'Europa ha detto: anche noi vogliamo, e le hanno fatte 5 missioni, 4 sono sull'ambiente. Una è la missione Mari Oceani. Missione Mari Oceani ha lavorato 3 anni per predisporre un piano, c'è un piano, ci sono molti investimenti. Io anche ai colleghi universitari sottolineo che nei bandi di Horizon Europe e non solo ci sono tanti soldi, tanti progetti, piano molto ambizioso però con target precisi, tempi, modi, chi fa cosa. Ovviamente decarbonizzazione, tutela degli ecosistemi, il problema del pollution, e poi questi enabler, come li chiamano, orizzontali, il digitale, i sistemi della conoscenza. E uno degli obiettivi principali è proprio questo di creare il digital twin degli oceani europei, dei mari europei. La Presidente von der Leyen lo ha espresso più volte, la Presidenza francese Macron ha spinto moltissimo su questo settore. L'idea è entro il 2030 l'Europa deve avere il digital twin di tutti i suoi mari. Non facile. Le Nazioni Unite hanno avviato un programma che si chiama la Decade degli Oceani e uno degli obiettivi principali è il digital twin. E allora noi abbiamo detto, vogliamo anche noi fare un progetto pilota su questo territorio. Cosa intendiamo per digital twin? Quindi sì, uno strumento digitale, se ne parla tanto, conosciamo il digital twin delle navi, conosciamo anche i digital twin degli individui nella medicina personalizzata, il digital twin che un'impresa fa del suo prodotto. Qui la visione è molto più complessa perché si vuol costruire un modello digitale del mare. Pensiamo solo al nostro golfo, cioè quello sì che è un vero ecosistema in cui avete aspetti fisici, chimici, biologici, ambientali, economici, logistici, sostenibilità, trasportistica.
Quindi il problema diventa complesso, bisogna mettere assieme tutte queste informazioni, per quello la multidisciplinarietà, bisogna avere poi, e per fortuna li abbiamo sul territorio, gruppi di informatici sia nella SISA sia nell'università che sappiano gestire big data, intelligenza artificiali, quindi alla fine noi dovremmo produrre un console digitale in cui l'istituzione, il sindaco, il presidente del porto, un ricercatore, forse anche un cittadino, che dovrebbe essere poi facile da usare, dovrebbe poter avere tutte le informazioni. Che tipo di informazioni? Il Digital Twin ci fa conoscere il passato e il presente con dati reali, con dati del passato, sia dati, poi qui si usano satellitari, dati in situ, informazioni di vario genere. Quindi la conoscenza del passato e l'osservazione del presente permette di capire cosa possa succedere nel futuro, quindi di produrre scenari. Questo è lo strumento Digital Twin. Un'istituzione, il presidente degli industriali, il presidente dell'INCE potrebbero usarlo per dire ma what if se c'è un innalzamento del mare di 2 centimetri, cosa succede sulle coste dell'Adriatico? What if, questo è un po' lo slogan anche europeo, what if se si smette di pescare, cosa succede? E poi l'autorità portuale, Vittorio Torbianelli è stata una delle persone che più ci ha spinto anche verso questa idea, dicendo al porto interessa molto. Cosa può interessare al porto? Come gli industriali possono entrare in questo meccanismo? Perché, prima di passare la parola a loro, aggiungo una cosa, 110 milioni divisi in 3 anni, divisi tra tanti, non sono tanti soldi questi, però di questi il 40% è dedicato alle imprese, e soprattutto alle piccole e medie imprese che dovranno aiutare la realizzazione del progetto. Quindi i partner si allargano e questo, che io spero sarà un successo, rappresenterà un progetto veramente da portare in Commissione europea come uno dei primi piloti di Digital Twin dei mari europei. Grazie. Vittorio Torbianelli, what if? Quali sono i what if del porto, dell'autorità portuale e appunto uscendo dal teorico degli scienziati, come si cala questa cosa nella concretezza di chi deve gestire uno scalo complesso come quello triestino? Sinceramente io credo che oggi noi dobbiamo renderci conto che queste cose non appartengono agli scienziati o ai pratici. E il mondo sta costruendo nuove strumentazioni che sono poi anche modi di leggere il mondo, no? Perché sono mappe. E le mappe in realtà rappresentano poi sempre anche un riflesso, no, della società. Oggi cerchiamo di capire meglio come funzionano i sistemi, perché ci rendiamo conto che alle volte abbiamo perso il controllo dei sistemi. E il digitale, che è veramente una categoria profondissima, no? Noi non ci rendiamo conto di quanto entra ed entrerà nelle nostre vite. Noi adesso stiamo prendendo forse i primi periodi, no, di questo grande flusso, e non so esattamente dove possa finire, però è una sfida che cogliamo, è una sfida di conoscenza. Quindi il Digital Twin in realtà è una categoria che appartiene, credo, al futuro di tutti i territori. Il mare è un aspetto fondamentale perché lì ci sono dei fenomeni particolarissimi di tipo ambientale, di tipo naturale, di tipo anche di relazione con la costa, perché noi viviamo fra mare ma viviamo sulla terra, e in questo il porto rappresenta simbolicamente un punto, no, di transito, quindi i porti sono sul mare, sono sulla terra. Peraltro io vedo qui l'ammiraglio Vitale, la capitaneria di porto, no? Noi non dobbiamo mai dimenticare che il porto in realtà ha 2 polmoni, no? Uno è il polmone della terra e uno è il polmone del mare, e quindi è giusto, no, che si ragioni assieme e che queste cose vengano viste da 2 lati. Nella concretezza, ma la concretezza è anche un fatto di idee, di progetto e di collaborazione, perché ci sono moltissimi elementi che possono essere messi in queste cose. Faccio l'esempio da dove noi stiamo partiti nel concreto. Noi stiamo modellizzando con le nuvole di punti i nostri edifici portuali. A cosa serve? Ma serve a gestire meglio il patrimonio, a sapere dove ci sono le dispersioni energetiche, a migliorare le manutenzioni. Se io so dove sono esattamente i tubi, posso
capire, possono ottimizzare l'intervento, come un po' avere una macchina di simulazione che però mi dà in tempo reale con la sensoristica la presenza, non so, di perdite o di situazioni che io devo controllare. Quindi banalmente noi possiamo anche partire dalle cose più semplici, dagli edifici. Abbiamo le mappature dei fondali esatte che ci servono a fare tutti quei ragionamenti anche pratici di come si gestisce un arrivo di una nave, e sono delle cose banalissime, da cui poi si può cominciare a crescere la mappatura complessiva dell'infrastruttura per gestire anche crisi che possono essere anche elementi, non so, legati alla sicurezza. Se io ho un modello so cosa succederebbe se per esempio lì avviene un evento critico. L'ambiente, cosa succede se c'è un problema ambientale, che ne so io, con dispersione di sostanze. Io posso modellizzare questo attraverso il gioco del virtuale. Queste cose sono importantissime per chi gestisce aree critiche come possono essere quelle di un porto e anche di una città. Noi non vediamo in realtà differenze. Certo che il porto è una realtà economica che ha le sue specificità. Possiamo progettare, possiamo gestire rischi ambientali, possiamo ottimizzare la costruzione dell'infrastruttura, la relazione fra l'infrastruttura e le persone, eccetera. Quello che invece a me interessa è proprio il quadro concettuale delle collaborazioni. Queste cose non possono sorgere se non c'è una fortissima capacità di interazione, di creazione di standard, di condivisioni, perché oggi i dati bisogna avere il coraggio di metterli assieme. Non si può più stare sull'idea che i dati siano un qualcosa che viene coltivato a orticelli, se no non funziona questa cosa qui, è un valore collettivo. Ci devono essere degli standard di diffusione, perché non è che posso mettere qualunque tipo di dato sulle reti, ci sono degli standard di sicurezza, di rispetto delle privatezze, però si deve crescere insieme. E quindi il progetto è vero che sono progetti europei, perché il modo con cui io faccio crescere i miei layer locali deve appartenere a una koinè, e questa è la sfida culturale, questa è la sfida che poi è una sfida di industria, è una sfida di settore pubblico, è una sfida anche di cultura, è una sfida di investimenti, perché queste cose non si fanno se non ci sono gli investimenti, perché poi in questa fase iniziale la mappatura, cioè la costruzione dei layer, degli strati, è costosa. Non puoi immaginare che lo fai senza delle risorse. Per questo bisogna avere anche delle strategie molto chiare. Dove alloco? Quali sono le priorità? Creare le basi delle piattaforme. Per esempio la cartografia digitale. Dico una sciocchezza, ma una cartografia digitale tridimensionale che sia la base su cui poi io faccio funzionare il twinning è anche una cosa utilissima, molto pratica, molto banale, ma che vorrei dire il primo livello. E in questo devono investire anche, no, gli enti, come hanno fatto, deve essere a livello regionale, creando questi primi mappe. Quindi una sfida importante che coinvolge tutti, che dà molte opportunità professionali e che si svolge fra terra e mare, perché per esempio tutto l'elemento della sicurezza del mare, appunto citavo prima le capitanerie di porto, fa parte ovviamente di questi nostri sistemi. Michelangelo Grusti, voi di Digital Twin non l'avete fatto, no? Nella vostra factory nel Pordenonese, quindi vedremo qualcosa del genere anche a Trieste, e agli industriali una produzione di un modello digitale che ha a che fare col Golfo, che pensieri, che opportunità stimola? Ma innanzitutto voglio dire che noi ci siamo ingaggiati in questa operazione assieme all'università, all'Area Science Park, proprio con l'infrastruttura che da tempo avevamo messo a terra, cioè il Polo Tecnologico Alto Adriatico, la LEF, che è un suo gemello digitale, diciamo, e lì abbiamo cominciato a sperimentare già un paio d'anni fa come si può operare attraverso il Digital Twin, il gemello digitale, anziché lavorare sul prodotto vero e proprio. Questo ci ha consentito di lavorare su prodotti, di portare innovazione e efficienza nei prodotti per poi trasferirlo concretamente nella fase di produzione. Questa è stata un'esperienza molto positiva. Oggi per noi l'Avatar è diventato uno strumento abituale di lavoro e ritengo che questo progetto sia assolutamente straordinariamente innovativo ed importante, applicato su questa scala dimensionale,
E su questo sistema complesso, perché non stiamo lavorando su un compressore di frigorifero o su un motore di automobile, stiamo parlando di un ecosistema che comprende, come ha detto prima, tanti elementi che vanno messi insieme, trasformati in dati, messi a disposizione di tutti coloro che concretamente sono interessati ad una gestione sostenibile dell'economia del mare e del suo retroterra, perché non ci può essere una salvaguardia del mare se non operiamo anche su tutti quei fattori che poi possono generare tanti problemi di concreta sostenibilità della gestione della risorsa mare, quindi le modalità delle nostre produzioni, la digitalizzazione spinta anche delle PMI che sono tanta parte della nostra produzione industriale. Noi siamo ingaggiati da tempo su un'operazione molto forte su questo terreno, perché si tratta anche non solo di introdurre scienza dentro le produzioni, significa anche esercitare una moral suasion sull'education di tutti, dall'imprenditore, le maestranze, i dirigenti, perché l'operazione della digitalizzazione agisce tanto e soprattutto sul capitale umano e sulla formazione del capitale umano, e qua università, ITS soprattutto possono dare un contributo straordinario nella gestione poi di tutto questo, perché vedete noi parliamo sempre di scienza spesso come se fosse una cosa astratta, un iperuranio che ci sta sopra la testa, mentre si tratta concretamente di farla diventare un fatto a disposizione di tutti, una cosa che produca dei mutamenti concreti nelle realtà anche economica e industriale del nostro territorio. Vedete, io credo che la scienza ci serve a superare tante cose, ci ha aiutato a sconfiggere o a dominare o a gestire la pandemia, faccio un esempio, mentre e ha sconfitto tutte le teorie superstiziose che anche qui da noi hanno trovato un terreno abbastanza fertile in tutti questi anni, anche sorprendente nella città della scienza. È una sorta di contraddizione, cioè da una parte noi che siamo forse il territorio più evoluto, con il più alto numero di ricercatori in ragione della popolazione in Italia, abbiamo anche il più alto tasso probabilmente di resistenti alla verità scientifica. Ecco, questa è una cosa su cui dobbiamo indagare, forse anche qui avremo bisogno di un avatar per capire bene come con le cose che succedono qui da noi. Però voglio dire, anche da questo punto di vista, se adottiamo la scienza come paradigma importante, la scienza è una cosa che nasce, e la verità scientifica, dalla contraddizione e dalla contrapposizione di diversi pensieri fino a quando diventa una cosa codificata. Quindi, per esempio, noi abbiamo questo problema in questo momento dell'energia e abbiamo anche questa pulsione ad utilizzare il gas che si trova in Adriatico. Voi sapete, noi abbiamo oggi accertati 90 milioni di metri cubi di gas già accertati, di cui 30 milioni nell'Alto Adriatico. Naturalmente ci sono stati referendum, tutte queste cose qua, per cui alla fine abbiamo preferito comprare il gas di Putin, che era a basso costo per il momento, è diventato un costo altissimo, si è visto con un'analisi predittiva, l'avremmo anche potuto capire, l'avatar serve anche quello, le analisi predittive, no? Ecco, ma per esempio c'è tutto questo timore delle trivellazioni in Adriatico, soprattutto nell'Alto Adriatico, per i cosiddetti problemi di subsidenza, prendendo come modelli quelli che ci sono stati a Ravenna negli anni 70. Ecco, chi se li ricorda, chi li ha studiati, sa di cosa si sta parlando. Però se noi usiamo il modello scientifico, il metodo scientifico, noi sappiamo che oggi ci sono N strumenti per dominare anche il problema della subsidenza. L'Olanda insegna da questo punto di vista. Quindi anche questa cosa qui dell'utilizzo delle risorse che stanno sotto il mare e che fanno parte quindi di ecosistema ha a che fare con questo strumento nuovo che noi ci stiamo dando. Ecco, certamente questo è un fenomeno che dovremo comunque gestire nei prossimi mesi, perché se lo dovessimo dare un traguardo nei prossimi anni, parlo della questione energetica, probabilmente non basterà tutta la legna del Carso.
per poter riscaldare le nostre case. Però ecco, questo ci fa dire che oggi lavorare su un modello digitale, sul gemello digitale dell'Alto Adriatico è una sfida straordinaria, affascinante, concreta, come hanno detto coloro che mi hanno preceduto. Il sistema industriale si ingaggia con entusiasmo in questa operazione. Io vi ringrazio, siamo invitati anche a chiudere il panel, vedo qui sullo schermo del conteggio dei minuti, siamo un po' in ritardo, quindi ringrazio i nostri ospiti e passerei, diciamo, al prossimo appuntamento dell'evento. Grazie mille. Buona giornata a tutti. Io adesso chiamerei sul palco Stefania Del Frate. Ciao, grazie. Benvenuta intanto. Stefania Del Frate lavora per ARPA FVG e per ARPA FVG si occupa, diciamo, di gestire l'area dello sviluppo sostenibile e delle innovazioni in ecologia. E ci darà una relazione, mi raccomando i tempi, il cui titolo è Gestione delle emergenze ambientali causate dallo sversamento di idrocarburi in mare. È una relazione che ci introdurrà poi a quello che è il nostro ultimo panel, prima delle conclusioni che verranno affidate all'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scocimarro. Vi ringrazio. Buongiorno a tutti. Sì. Sì, sono qua in quanto appartenente ad ARPA, che è partner del progetto europeo Firespill Interreg Italia-Croazia, che già l'anno scorso ancora qui alla Barcolana abbiamo presentato. Adesso vedremo un po' quello che abbiamo fatto fino a questo punto. Il progetto è in fase addirittura d'arrivo, era iniziato nell'aprile 2020, si era previsto la conclusione alla fine di quest'anno, si prolungherà ancora per 6 mesi nel 2023. Ci sono 15 partner, tutti afferenti al bacino dell'Adriatico, e l'obiettivo del progetto è quello di migliorare la capacità di reazione e di affrontare le emergenze di 3 tipi, le emergenze terremoti, incendi ed emergenze in mare. ARPA in particolare si è concentrata sulla parte delle emergenze in mare e quindi il suo ruolo è quello di fornire un supporto tecnico a quelli che sono gli enti preposti alla gestione delle emergenze, e quindi ha fornito questo supporto e ha dato il suo contributo anche a migliorare la capacità dei cittadini stessi di comprendere le stesse emergenze e il ruolo che i cittadini possono avere. Quali sono brevemente i 3 step importanti? Uno è quello di migliorare la governance e la capacità operative degli enti, quindi aggiornando e migliorando i servizi di risposta alle emergenze. In questo contesto ARPA si è interessata a portare avanti uno studio sulle sorgenti di pericolo dell'esposizione ai potenziali impatti, in questo caso di oil spill, e anche lo sviluppo di strumenti di valutazione e previsione, come si diceva anche un momento fa, applicabili all'interno del bacino adriatico. Per quanto riguarda lo step sulla mobilitazione della cittadinanza, come dicevo, il contributo è quello di aumentare la consapevolezza dei cittadini, migliorare il loro comportamento, contribuendo alla comunicazione dei cittadini sull'entità del rischio ambientale. Ecco, il terzo step, forse quello che ci ha visto più impegnati, è il fatto di migliorare l'efficienza dei monitoraggi e degli interventi attraverso l'aggiornamento dei sistemi di gestione delle emergenze, quindi migliorando gli strumenti di monitoraggio e previsione e i canali di comunicazione. In questo contesto ARPA ha implementato dei modelli di simulazione della dispersione dell'oil spill nel Golfo di Trieste, ma anche in tutto il bacino adriatico, e ha potenziato gli strumenti per il monitoraggio. Andiamo a vedere quali sono questi strumenti. In primo partiamo con il radar, un radar ad alta frequenza, un radar Vera,
È un sistema di telerilevamento da terra che ha la possibilità, grazie all'effetto Bragg, di misurare le correnti e le onde. In questo caso quindi il dispositivo permette di fare questa valutazione e può essere utilizzato molto più efficacemente in rete con altri dispositivi analoghi. Grazie alla collaborazione con la Lega Navale sezione di Trieste, questo strumento è stato installato, attualmente è possibile vederlo dalla finestra, credo, perché è installato sulla diga vecchia davanti al porto di Trieste, davanti a Piazza Unità. È costituito da c'è un server che gestisce tutta la parte di software, che è installato all'interno di uno degli edifici della diga. Ci sono le 4 antenne trasmittenti sul tetto della casetta e ci sono un array di 12 antenne per un totale di 55 metri posizionate sui pali ed ancorate proprio sul bordo della diga. La posizione è veramente interessante e vedremo anche perché lavorerà in combinazione appunto per la condivisione dei dati, in questo caso è effettivamente necessaria, e ha altri 3 radar marini in una rete, e gli altri sono attualmente installati. Uno è appannaggio è gestito dall'OGS e si trova sulla costiera, l'altro è dell'Arso e l'altro del NIB, dell'Istituto Nazionale di Biologia, quindi uno a Pirano e uno ad Isola. Attualmente stiamo lavorando per creare il sistema, il supporto amministrativo per gestire i dati di questi 4 radar. Un altro importante strumento è quello del drifter. I drifter sono queste boe che sono dotate di GPS, di sensore di temperatura e di telemetria che funziona con la telemetria satellitare e servono per valutare la circolazione superficiale e la dinamica oceanografica. Ne abbiamo comprati 3. Cosa si fa con questi drifter? Si buttano in acqua e si segue il loro percorso. Loro emettono un segnale ogni 5 minuti e grazie a questo segnale, la rilevazione di questo segnale tramite il programma Met-Ocean Lynch, è possibile tracciare la traiettoria e misurare le velocità delle correnti superficiali. Quindi un altro campionatore, in questo caso abbiamo un campionatore per la valutazione chimica della situazione, quindi in questo caso dell'inquinante. Il campionatore Schumacher sembra uno strumento molto semplice ma fondamentale, perché è necessario utilizzare questo tipo di campionatori per raccogliere un campione soltanto del pelo superficiale dell'acqua dove si trovano gli idrocarburi. E una volta utilizzato campionato, ovviamente il campione viene portato in laboratorio. Un altro strumento è la sonda UV-Lux, un fluorimetro stavolta, che sfrutta le proprietà fluorescenti delle sostanze presenti nel petrolio e nel carbon fossile, emette una luce LED a 255 nanometri e cattura la fluorescenza emessa, quindi con questo è possibile valutare la presenza di idrocarburi direttamente dalla barca. Altri strumenti sono i droni. In questo caso abbiamo un drone a 5 bande visive ed un altro per l'analisi termica. In questo caso i droni è possibile visualizzarli anche nello stand presente qui alla Barcolana. Sono stati utilizzati recentemente per andare a vedere lo sversamento di idrocarburi nel porto di Monfalcone, che si è verificato qualche giorno fa. Passiamo invece adesso agli strumenti modellistici, e qui ci ricolleghiamo a quello che è stato detto in precedenza. In questo caso possiamo parlare di 2 approcci, uno l'approccio tattico e l'altro quello strategico. Il caso dell'approccio tattico è quello di utilizzare gli strumenti modellistici di simulazione della dispersione dell'inquinante in mare una volta che l'incidente è avvenuto. Quindi si tratta di utilizzare lo strumento per capire dove andrà a finire il plume, mentre l'altro è quello dell'approccio strategico, è quello di fare queste simulazioni, per così dire, in termini tecnici, in tempo di pace, cioè quando l'evento non si è ancora verificato, e quindi andare a valutare qual è la probabilità, l'hazard e il rischio di questo evento, per evitare i possibili danni ai soggetti esposti.
Uno strumento modellistico richiede numerosissimi dati, corposi e importanti dati in ingresso, quelli relativi alle caratteristiche del mare, quelli relativi alle caratteristiche dell'atmosfera, le informazioni sulle sorgenti, quindi per cui le informazioni sul mare, le informazioni sulle sorgenti è stato necessario utilizzare e comprare, grazie a questo progetto, gli strumenti che abbiamo visto prima, e poi anche le informazioni ad esempio sulla linea di costa. In questo momento abbiamo scelto il modello GNOME del NOAA, che è uno per la sua user friendly, è molto semplice da utilizzare, è uno strumento lagrangiano, quindi simula la dispersione delle particelle e può essere utilizzato sia in 2D che in 3D a seconda se in un approccio tattico o in un approccio strategico. Il 3D con PyGNOME è un pochettino più complicato. Come funziona la situazione? Insomma, quando c'è un evento di oil spill, le autorità preposte chiedono una richiesta di supporto all'ARPA in questo caso, e l'operatore acquisisce i dati da una struttura di calcolo ad alta performance che fornisce tutti gli input al software, e una volta fatto girare il software si ottiene la probabilità di dispersione dell'inquinante, e questo è il supporto che viene rifornito agli enti. Abbiamo utilizzato questo sistema l'anno scorso, a novembre, in una delle esercitazioni con la Capitaneria di Porto a Monfalcone. In questo caso abbiamo visto che ci sono un po' di difficoltà, abbiamo evidenziato le difficoltà, in particolare una delle difficoltà è quello di riuscire a fare questa operazione nei tempi più brevi possibile. Quindi abbiamo pensato a superare questo momento, insomma, creando delle situazioni già premasticate. Ci sono dei file di input già elaborati e disponibili al sito dove vi ho indicato lì sotto il link. Vengono prodotti giorno per giorno con diverse risoluzioni temporali e spaziali e su diverse aree, il Golfo di Trieste oppure l'Alto Adriatico oppure l'Adriatico intero. Si possono utilizzare questi dati di input per far girare il GNOME e quindi per bypassare il tempo necessario per andare a costruire i dati in ingresso. Ma non solo, abbiamo anche pensato alla possibilità che anche far girare il modello porta effettivamente via tempo, e quindi abbiamo pensato di organizzare delle simulazioni già costruite, quindi ogni giorno e ogni ora sono disponibili, sempre in questo link che vi ho riportato qui sotto, delle simulazioni fatte con il modello GNOME sulle condizioni meteomarine attuali e ipotizzando lo sversamento in 3 punti individuati caldi. Uno è davanti al porto di Trieste, uno davanti al porto di Monfalcone e uno nell'area costiera tra Trieste e Monfalcone, con un rilascio continuo. Andando avanti, per quanto riguarda l'approccio strategico, questa è ancora una fase in progress, e quindi che cosa serve? Serve individuare la sorgente e serve determinare la quantità e il tempo di arrivo dell'inquinante presso gli esposti. Quello che abbiamo fatto, siamo andati a prendere quello che è il traffico marino sul Golfo di Trieste per individuare le possibili punti caldi e andare a fare una simulazione per le 8.000 ore annuali con il modello GNOME e vedere quali sono le aree più probabili di impatto dell'eventuale inquinante. Concludo con una fase importante di utilizzo dei modelli insieme con gli strumenti che abbiamo visto prima, in particolare con il drifter, perché i modelli sono grandi strumenti, però devono essere validati, cioè devono effettivamente rispondere a quello che poi succede in realtà. Per fare questo è necessario verificare che effettivamente quello che viene messo in input poi possa essere quello utile per dare delle risposte adeguate. Questo viene fatto ogni mese, lanciamo i drifter e simuliamo precedentemente la loro traiettoria con il modello GNOME e poi verifichiamo la differenza tra uno e l'altra. Su questo c'è ancora molto da discutere e da lavorare. Comunque
Io ringrazio tutti quanti, tutti i partner del progetto, il lead partner e tutta la compagine del progetto di ARPA e tutti quelli che hanno lavorato con noi in questo progetto, e adesso siamo addirittura d'arrivo, abbiamo speso praticamente tutto il budget, è rimasto solo pochissimo sul travel, che insomma non abbiamo potuto farlo nel periodo del Covid, e adesso credo che questo sarà argomento del progetto NAMIRS. Grazie. Grazie mille a Stefania Del Fratte. Abbiamo sentito un po' come funziona l'aspetto tecnologico della vicenda di un inquinamento improvviso, di un problema nel Golfo di Trieste. E ora vediamo come funziona l'aspetto invece della, possiamo chiamarla diplomazia del mare, no? Di paesi che si uniscono per risolvere i problemi in uno spazio comune. Partirei da due cose che sembrano banali, ma banali non sono. Si vedeva dalla prima slide che è stata proiettata, no? Con tutti i vari stati, le varie regioni affacciate sul mare, e si vede come il mare è appunto un patrimonio collettivo comune di territori che sono stati anche separati a lungo da vicende storiche, e che adesso invece ritrovano nell'Adriatico uno spazio comune. Questa è la prima, chiamiamola, banalità. La seconda è che la cooperazione funziona, e lo abbiamo visto di recente quando abbiamo avuto gli incendi sul Carso. Il nostro giornale se ne è occupato a lungo purtroppo in quei giorni, e quegli incendi che sono stati devastanti sono stati domati anche grazie alla cooperazione trasfrontaliera tra vigili del fuoco dell'Italia e della Slovenia. Qui succede qualcosa del genere sul mare. È un progetto condotto dall'iniziativa centroeuropea. Chiamerei sul palco il segretario generale di INCE, Roberto Antonione, il contrammiraglio Vincenzo Vitale, comandante della Capitaneria di Porto di Trieste, e Zvezdan Bosic, comandante della Protezione Civile della regione costiera della Repubblica di Slovenia. Grazie a tutti intanto per la vostra presenza qui. Roberto Antonione gestisce palchi e interventi pubblici molto meglio di me, quindi gli passo subito la parola chiedendogli che cos'è NAMIRS, come nasce e che tipo di aiuto può dare per la gestione del nostro mare. Innanzitutto voglio salutare tutti gli intervenuti e ringraziare anche per l'invito gli organizzatori di Barcolana, e consentitemi anche di ringraziare quelli che hanno avuto secondo me un ruolo fondamentale nel spiegare tutta una serie di elementi che sono importanti anche per quello che staremo a cercare di spiegare noi, e quindi dalla professoressa Pedicchio, che dal punto di vista scientifico ci ha illuminato su cosa si intende per Digital Twin, alla responsabile di ARPA che ha illustrato un progetto che è propedeutico anche a quello che cerchiamo di fare noi. E da parte nostra INCE prosegue un percorso di collaborazione con i paesi vicini, quindi cooperazione regionale e internazionale, in particolare con la Slovenia e la Croazia. Lo fa per missione sua, naturalmente INCE è un'organizzazione internazionale che è deputata a sviluppare la cooperazione regionale tra tutti i suoi Stati membri, e il progetto che stiamo presentando oggi è collegato a quello che abbiamo fatto in passato e che ha un acronimo molto simile, perché si chiamava NAMIRG. L'acronimo sta a significare semplicemente una collaborazione tra questi nostri paesi per al tempo rispondere a eventuali incidenti di carattere incendi sulle navi,
oggi con il nuovo progetto NAMIRS stiamo a estendere questa collaborazione per eventuali incidenti e prevenzione di questi ancora di più sempre sull'Alto Adriatico. È un progetto pilota, noi siamo capofila, ma i partner del nostro progetto sono istituzioni importanti della Slovenia. Abbiamo qua il piacere di avere il responsabile della protezione civile della Slovenia, della Croazia con il Ministero del Mare e dei Trasporti, e l'Italia stessa naturalmente con la Guardia Costiera rappresentata dall'ammiraglio Vitale, che rappresenta però il governo italiano, perché naturalmente l'input è arrivato dai ministeri competenti. Oltre alle istituzioni ci sono degli enti scientifici molto importanti, università o enti di ricerca sia croati, sloveni e italiani, che collaborano per darci elementi per fare in modo che questo progetto sia un progetto vincente. Prima di entrare nella spiegazione del progetto, io voglio fare alcune riflessioni di carattere, se volete, più generale, per ringraziare l'ammiraglio Vitale, non perché è qui vicino a me e non per piaggeria, ma perché è stato sicuramente uno dei principali promotori nel far sì che nel territorio del nostro Golfo ci fosse maggiore attenzione su queste problematiche. L'ammiraglio ha un'esperienza straordinaria a livello internazionale, soprattutto in caso di incidenti, e quando è arrivato qua qualche tempo fa ha subito, come dire, rilanciato un'idea che era antica per certi aspetti e che si rifaceva a delle esperienze molto positive in altre parti del Mediterraneo. È giusto sapere, per esempio, che nel Tirreno, da ormai qualche decennio, esistono strumenti di cooperazione internazionale tra l'Italia, la Francia e il Principato di Monaco, costruiti proprio per cercare di prevenire, ma non solo, eventualmente per come dire, intervenire e comunque per salvaguardare e sviluppare un bene comune che è il mare. Citavi nell'introduzione quella che non è certamente una banalità, ma è un elemento concreto, e cioè ci sono dei beni comuni che non hanno confini, come il mare, come l'acqua, come l'aria, come l'ambiente, che possono essere salvaguardati e possono essere tutelati e possono essere valorizzati solo ed esclusivamente se c'è una collaborazione, una cooperazione tra tutti i soggetti istituzionali e non che sono interessati. Dall'esperienza del progetto NAMIRC prima e dalla sollecitazione anche che ci è venuta dall'ammiraglio Vitale e dalla Guardia Costiera, vi dicevo del progetto che ormai da tanto tempo è stato attuato nel Tirreno, un progetto vincente perché sono riusciti addirittura a costruire un segretariato dedicato proprio a tutta questa missione. E se guardiamo le condizioni, senza dover entrare nel dettaglio, ma chiunque riesce a capire che la delicatezza del Golfo di Trieste e del Mar Adriatico, soprattutto nella parte più a nord, cioè la parte un po' più chiusa, rispetto a un mare molto più aperto come quello del Tirreno, è di gran lunga superiore. Quindi era necessario, obbligatorio, cercare di spingere in questa direzione. Il progetto NAMIRS va proprio in questo senso qua. È un progetto che si prefigge di fare prima una ricognizione dello stato dell'arte, e in questo naturalmente noi ci gioviamo moltissimo dei collaboratori e delle istituzioni scientifiche che cooperano con noi. Devo dire che anche naturalmente tutto quello che è stato illustrato prima, dal progetto digitale, dal gemello digitale al progetto dell'ARPA, sono elementi di grande interesse e verranno sicuramente considerati e utilizzati. Una volta fatta la ricognizione bisognerà anche cercare di capire quali eventualmente possono essere gli strumenti e gli operatori, e poi l'obiettivo finale è quello di essere preparati, pronti e attivi nel momento vero del bisogno, perché bisogna passare naturalmente dalla teoria, che è fondamentale, a
prevedere che questa teoria debba purtroppo come dire, anche espletarsi concretamente. C'è stato recentemente vicino a noi, diciamo verso le coste della Grecia e dell'Albania, un incidente di un traghetto e fortunatamente non ci sono state, come dire, situazioni drammatiche, nonostante non c'era, l'ammiraglio potrà confermarlo meglio di me, collaborazioni già previste tra le diverse autorità, quindi è stato un caso fortunato, ma non possiamo pensare esclusivamente che la fortuna venga ad assisterci, è fondamentale fare in modo che questo non avvenga, perché se dovesse capitare un incidente come purtroppo è avvenuto anche a livello vicino a noi, ma nel Tirreno in maniera particolare, di quella portata, la catastrofe ambientale per noi sarebbe epocale, per le condizioni del mare, che sono un mare poco profondo, perché le correnti non sono ovviamente quelle che si possono trovare in mari aperti e per mille altre situazioni. Quindi noi dobbiamo lavorare per prevenire prima ancora che eventualmente dover essere in grado di intervenire. Il progetto NAMIRS è questo e qua consentitemi ancora una volta di ringraziare tutti i nostri partners, quelli che sono presenti qua oggi con la Protezione Civile slovena e la Guardia Costiera con l'ammiraglio Vitale, ma tutti gli altri, perché credo che questo sia interesse di tutte le nostre comunità italiana, slovena e croata. Ammiraglio, lei ha dimostrato in questi anni a Trieste una grande attenzione anche per i temi dell'ambiente e nasce in seno alla Capitaneria il progetto di ridurre le emissioni delle navi in manovra in porto facendo loro impiegare carburanti a più basso impatto. Ora abbiamo un progetto di altro tipo, se quello di cui parlavo adesso è un progetto che, come dire, vive nella quotidianità delle attività portuali, questo invece è un progetto che riguarda un momento acuto di emergenza. Come funziona un intervento in mare congiunto tra paesi diversi per arginare, diciamo, ad esempio lo sversamento di idrocarburi o altri tipi di emergenze che avrebbero un impatto ambientale su più stati, sulle acque di più stati? Grazie Diego, intanto grazie e buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio adesso e grazie in particolare al dottor Antonioni che prima ha sottolineato come è nata questa iniziativa. Gli sono grato, è stato comunicato già da lui, ma io mi fermerei prima sul fatto dell'approccio surrettizio. Cioè, in pratica noi stiamo andando a sostituire con un metodo sicuramente virtuoso che sarà questo del NAMIRS, quindi con questo progetto, un vuoto istituzionale, anzi internazionale, interistituzionale, internazionale, perché non è che bisogna aspettare sempre gli incidenti affinché si facciano le cose. Cioè, l'Aven è del 1991, sono passati 31 anni, io quando sono arrivato qui, come ha detto il dottor Antonioni, ero convinto che in effetti ci fosse quella cornice. Quindi rispondo alla domanda, Diego, che se non c'è un assetto coordinato che è differente da quello che può riguardare invece il soccorso vero in mare, quindi salvare le persone e salvare una nave in acqua internazionale dove magari a cavallo fra aree di responsabilità si interviene in maniera sinergica, perché esiste una struttura del genere a carattere proprio mondiale, nelle zone ibride, no? Tra un'area e l'altra. Si va assieme, c'è la responsabilità che è di un paese, però effettivamente gli altri mezzi cooperano e c'è uno che ha la responsabilità che in effetti è quello che stava gestendo dall'inizio le operazioni. Poi è ovvio si passa dall'altro lato, ma in effetti si continua a lavorare. Qua potrebbe succedere la stessa cosa, però la struttura e il metodo non c'è. Perché? Perché manca l'accordo regionale. Certo. Quindi il virtuoso è ciò che si trova nell'accordo del Tirreno che ha citato il dottor Antonioni, dove i miei colleghi di Genova
ogni 2 mesi vanno a Monaco e si incontrano con i francesi e con i monegaschi, sistematicamente. E ogni anno, quindi modificano le procedure e ogni anno lavorano assieme facendo una mega esercitazione. Quindi testano il sistema. Che succede in Italia o che succede a Monaco o che succede in Francia. Questo è quello che noi col progetto NAMIRS cercheremo di andare a fare, e quindi diventerà un metodo che potrebbe essere funzionale a sollecitare la politica internazionale a fare questo benedetto accordo, perché l'accordo tra l'altro ha una madre che è la Convenzione di Barcellona del 76, quindi è previsto che si facciano gli accordi subregionali nell'ambito della regione mediterranea, che è una regione. E questo effettivamente è ciò che è successo nel Golfo, in quello che è appunto il Golfo Ligure, che si avvicina all'area fino alle isole di Eires, che si trovano, diciamo, ai margini del Golfo del Leone. Quindi abbraccia tutta quell'area, diciamo, l'accordo dell'altro lato. Quindi l'iniziativa questa qui è molto virtuosa e ognuno di noi avrà un ruolo. Io vado a evidenziare quello che avremo noi come Capitaneria Guardia Costiera, nel senso che abbiamo il compito di un pacchetto di questo progetto, che è quello appunto di redigere le procedure operative di intervento, perché non si può lavorare assieme se non si hanno procedure condivise e addestramenti condivisi, quindi regole uguali per tutti. Succede questo, devi fare questo, devi interagire in questo modo, devi utilizzare questi strumenti, devi utilizzare queste tecniche. Sicuramente quello che ha presentato l'ARPA prima, diciamo, è uno strumento che nel momento in cui ci sarà verrà messo a disposizione e conseguentemente servirà da ausilio a gestire queste operazioni. Nel caso nostro specifico un compito particolare ce l'ha l'OGS, che si sta andando a occupare di qualcosa di questo genere nell'ambito del pacchetto. Quindi noi faremo le procedure operative e li condivideremo come Italia, diciamo, parte Capitaneria di Porto. OGS svolgerà un altro compito. Poi, una volta che avremo condiviso le procedure, bisognerà metterle in atto. Come si mette in atto? Attraverso una mega esercitazione che è prevista e schedulata nel novembre del 2023. Nelle acque poi decideremo se farla qua davanti o se farla in Croazia o se farla in Slovenia. Questo ancora mi pare, Marco Nadola, guardo, non è stato stabilito il punto, se non mi sbaglio, quindi si vedrà dove farla. E poi se i risultati saranno delle elezioni, tanto i risultati pratici di questa attività messa in atto con la simulazione dell'incidente. Ovviamente sarà simulato, quindi non è che ci sarà idrocarburo in mare da recuperare, non lo possiamo fare. Ma comunque l'aspetto da testare è proprio che tutti quanti condividono e non commettono errori. Se ci sono degli errori servono proprio a rimodulare gli assetti, e che i tempi per intervenire, il risultato, certo il radar non si potrà, se non c'è il petrolio il radar non si applica, voglio dire, e meno male, però effettivamente è la risposta coesa, coordinata, sinergica di tutti quanti a dover dare il risultato, e il risultato può diventare lo spunto affinché si faccia questo benedetto accordo, per avere poi la cornice e chi deve in effetti, il segretariato, cioè chi sarà? L'Italia, sarà la Croazia o sarà la Slovenia, che quando c'è un incidente del genere assume comunque il coordinamento generale, perché è quello che manca in questo momento, a differenza viceversa delle regole che riguardano il SAR. Diego, in questo contesto si inserisce un altro aspetto che è pertinente, che è quello del porto rifugio. Noi abbiamo il porto rifugio ma non abbiamo l'infrastruttura, quindi grazie agli investimenti che ha programmato la Via Della Portuale, l'infrastruttura della diga Luigi Rizzo, che oggi è il porto rifugio, verrà realizzata per poterci appoggiare una nave, perché oggi lì la nave non si può appoggiare, e quindi Trieste avrà, diciamo, il suo porto rifugio per rispondere totalmente alla direttiva europea, che prevede che ogni porto, addirittura, ma anche se è assurdo, bisogna che abbia un punto in cui ormeggiare una nave sinistrata
e per nave sinistrata non parliamo tanto di quella incendiata, ma di quella proprio che ha avuto delle problematiche di fuoriuscita di idrocarburo, in questo caso che possa essere carico se è una petroliera, che possa essere ovviamente carburante combustibile se è una nave diversa. Grazie. Božić, qua siamo appunto in un contesto trasfrontaliero, immagino che la protezione civile della Slovenia si sia occupata contemporaneamente, no, degli incendi, come si occupa contemporaneamente delle emergenze in mare. Qual è l'importanza di questa cooperazione tra stati, tra regioni diverse che si uniscono appunto per risolvere un'emergenza comune? Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Gentili signore e signori, un cordiale saluto anche da parte mia. V zadnjih desetletjih lahko zasledimo porast števila naravnih in drugih nesreč. Po podatkih Združenih narodov poplave, huda neurja, potresi in druge naravne nesreče po svetu vsako leto prizadenejo več kot 300 milijonov ljudi. Poleg tega se človeštvo sooča z grožnjami prevelikega in nenadzorovanega posega v naravno okolje, katerih rezultati so podnebno pogojene nesreče. Negli ultimi decenni abbiamo assistito a un aumento del numero di disastri naturali e di altro tipo. Secondo le stime delle Nazioni Unite, le inondazioni, le tempeste forti, i terremoti e gli altri disastri naturali in tutto il mondo colpiscono oltre 300 milioni di persone ogni anno. Inoltre l'umanità deve far fronte alle minacce causate da un numero di interventi eccessivi e incontrollati nell'ambiente naturale, i cui risultati sono appunto i disastri legati al clima. Naravne in druge nesreče tako predstavljajo resno grožnjo naravnemu okolju, kot tudi družbi nasploh. Nesreče ne poznajo meja, njihovi negativni učinki in posledice pa lahko naenkrat prizadenejo večje število držav. Iz tega vidika mednarodno sodelovanje na področju zagotavljanja varstva in učinkovitega odzivanja na naravne in druge nesreče je izrednega pomena. I disastri naturali e di altro genere rappresentano quindi una seria minaccia per l'ambiente naturale e per la società in generale. I disastri non conoscono confini e i loro effetti negativi, le loro conseguenze possono interessare un gran numero di paesi nello stesso momento. Da questo punto di vista la cooperazione internazionale nel campo della protezione e della risposta alle catastrofi naturali di altro tipo risulta essere estremamente importante. Posledice na vseh naravnih nesreč so po večini prevelik zalogaj za posamezno državo in njene nacionalne zmogljivosti. To se je nedavno lahko opazilo ob največjem požaru v zgodovini Republike Slovenije, ki je pustošil na Krasu v juliju letošnjega leta. Brez mednarodne pomoči, usklajenega delovanja enot iz različnih držav, bi bile posledice požara še hujše. Na tem mestu bi se rad še enkrat zahvalil Italiji in Hrvaški ter ostalim državam za poslano pomoč, solidarnost in požrtvovalnost. Najlepša hvala. Le conseguenze e la portata dei disastri naturali rappresentano generalmente un carico troppo grande e oneroso per i singoli paesi e le loro capacità organizzative. Ciò è stato osservato appunto di recente durante il più grande incendio che sia mai stato registrato nella storia della Repubblica di Slovenia, che ha devastato il Carso nel luglio di quest'anno. Senza l'aiuto internazionale e l'azione coordinata di unità provenienti da paesi diversi, le conseguenze dell'incendio sarebbero state ancora peggiori. Quindi a questo punto desidero ringraziare nuovamente l'Italia e la Croazia e tutti gli altri paesi che hanno partecipato a questo intervento per l'aiuto che ci hanno inviato, la solidarietà che ci hanno espresso e l'impegno profuso. Grazie mille. Za uspešno mednarodno sodelovanje je tako nujno potrebna krepitev institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev pri zagotavljanju varstva in odzivanja na nesreče. Tako je potrebno načrtovanje skupnih rešitev v primeru nesreč ter usklajevanja preventivnih ukrepov. K temu pripomorejo številni projekti, kot na primer projekt NAMIRK, Cross It Safer in današnji NAMIRS.
Per favorire una cooperazione internazionale di successo è assolutamente necessario rafforzare la cooperazione istituzionale, incoraggiare gli enti pubblici e gli attori chiave deputati alla protezione e alla risposta ai disastri. Pertanto è necessario pianificare soluzioni comuni in caso di incidenti e coordinare le misure preventive. Molti progetti contribuiscono a questo obiettivo, ad esempio i progetti NAMIR, Cross It Safer e l'odierno NAMIRS. V nadaljevanju bi rad izpostavil zgolj nekatere primere institucionalnega okvirja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v kateri sodeluje Republika Slovenija, kot na primer memorandum o soglasju med Svetom ministrov Italijanske republike, oddelkom za civilno zaščito in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, Upravo Republike Slovenije za zaščitno reševanje na področju obvladovanja nesreč. Protokol o čezmejnem sodelovanju med Upravo Republike Slovenije za zaščitno reševanje in civilno zaščito avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine Republike Italije pri napovedovanju, preprečevanju in vzajemni pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami. Sodelovanje poteka tudi v okviru mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite, sodelovanje Organizacije Združenih narodov v okviru prizadevanj in implementacijo sedanjskega okvira za zmanjševanje tragedij nesreč 2015-2030. Tovrstni sporazumi in protokoli predstavljajo pomemben korak pri ustvarjanju skupnega sistema preprečevanja in odzivanja na različne tveganja in nesreče. Pomembno je tudi povezovanje Republike Slovenije, Republike Italije in Republike Hrvaške v okviru tristranskega sodelovanja v Severnem Jadranu. Zunanji ministri omenjenih držav so v okviru tovrstnega sodelovanja v letošnjem letu podpisali skupno izjavo, v kateri so pozornost namenili tudi zagotavljanju dodatnih ukrepov varovanja okolja in ukrepanju v primeru nesreč na morju. A questo punto vorrei evidenziare soltanto alcuni esempi del quadro istituzionale nel campo della protezione contro disastri naturali di altro tipo, ai quali partecipa la Repubblica di Slovenia, iniziando appunto dal protocollo d'intesa tra il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Dipartimento per la Protezione Civile, e il nostro Ministero della Difesa, Amministrazione della Repubblica di Slovenia per la Protezione e il Soccorso, che riguarda la cooperazione in materia di gestione delle catastrofi. Poi c'è il protocollo sulla cooperazione trasfrontaliera tra l'amministrazione della Repubblica di Slovenia per la protezione e il soccorso e la controparte, quindi la protezione civile della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in materia di previsione, prevenzione e mutua assistenza in caso di eventi naturali e catastrofi. Poi c'è l'accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nella protezione contro le catastrofi e le calamità naturali o di altro tipo. La cooperazione inoltre si svolge anche nel quadro del meccanismo dell'Unione Europea nel campo della protezione civile, nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel quadro degli sforzi per attuare il quadro di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030. Tutti questi accordi e protocolli rappresentano un passo molto importante nella creazione di un sistema comune di prevenzione e risposta ai vari tipi di rischio e di incidente. È molto importante sottolineare anche la collaborazione tra la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia nel quadro della cooperazione tripartita nell'Adriatico settentrionale. Nell'ambito di questo tipo di cooperazione, i ministri degli esteri dei suddetti paesi hanno firmato quest'anno una dichiarazione congiunta con cui si sono concentrati anche a prevedere ulteriori misure di protezione ambientale e di intervento in caso di incidenti in mare. Pri zagotavljanju varstva okolja in ukrepanju v primeru nesreč na Severnem Jadranu pomembno vlogo predstavlja projekt NAMIRS. Območje Severnega Jadrana je izredno unikatno območje, deljeno med Italijo, Slovenijo in Hrvaško. Prav zaradi te delitve območja je potrebno sodelovati vseh treh držav. Il progetto NAMIRS svolge un ruolo importante nel garantire la protezione dell'ambiente e l'azione in caso di incidenti nell'Adriatico settentrionale. Questa area appunto è estremamente unica e condivisa tra l'Italia, la Slovenia e la Croazia ed è proprio per questa suddivisione che si rende necessaria la cooperazione di tutti e tre questi paesi. Območje Severnega Jadrana je predvsem zaradi občutljivosti delov obale, velike poseljenosti v obalnem pasu ter zaradi intenzivnih gospodarskih aktivnosti podvrženo težkim okoljskim obremenitvam ter visokim možnostim nesreč na morju.
A causa della sensibilità di alcune parti della costa, della popolazione molto numerosa che risiede nella zona costiera e delle intense attività economiche che vi si svolgono, l'area dell'Adriatico settentrionale è soggetta a pesanti cariche ambientali e ad elevate possibilità di incidenti in mare. Trgovske izmenjave in hitrost pomorskega prometa se na tem območju nenehno povečujeta, tudi ob upoštevanju spremenjenih evropskih in svetovnih geopolitičnih scenarijev. Zato je hujša onesnaženost morja, zlasti razlitja nafte, na tem območju nevarna grožnja, ki ima lahko uničujoče okoljske in gospodarske posledice. Nadnacionalno in čezmejno sodelovanje tako posledično predstavlja bistven instrument za soočanje s tveganji, ki ne poznajo meja. Morsko okolje je skupni vir in njegovo varstvo je cilj, ki ga je treba doseči skupnim in trajnostnim upravljanjem. Gli scambi commerciali e la velocità dei traffici marittimi in questa area sono in costante aumento, anche tenendo conto dei mutati scenari geopolitici europei e mondiali. Pertanto, una grave azione di inquinamento marino, in particolare causato da fuoriuscite di idrocarburi, rappresenta una pericolosa minaccia per questa area che potrebbe avere anche delle importanti conseguenze ambientali ed economiche, forse anche devastanti. La cooperazione transnazionale e trasfrontaliera rappresenta quindi uno strumento essenziale per affrontare rischi che non conoscono frontiere. L'ambiente marino è una risorsa condivisa e la sua tutela è un obiettivo da raggiungere attraverso una gestione condivisa e sostenibile dell'area. Republika Slovenija se skupaj s sosednjima državama Hrvaško in Italijo s podpisom Barcelonske konvencije in pripadajočim protokolom zavezala k preprečevanju in ukrepanju ob nesrečah in onesnaženjih na morju Severnega Jadrana. Con la firma della Convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, la Repubblica di Slovenia, assieme ai paesi limitrofi, cioè all'Italia e alla Croazia, si è impegnata a prevenire e ad agire in caso di incidenti e di inquinamento nell'area dell'Alto Adriatico. Preprečevanje posledic onesnaženja omogoča zagotavljati s krepitvijo preventive in pripravljenost na tovrstne nesreče v vseh treh državah ter z učinkovitim in dobro koordiniranim čezmejnim sodelovanjem. La prevenzione delle conseguenze dell'inquinamento può essere assicurata rafforzando queste attività e la preparazione a tali incidenti in tutti e tre i paesi grazie a una cooperazione transfrontaliera efficace e ben coordinata. Ker obstoječi nacionalni načrtov ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih ne zadostujejo za spopadanje s tovrstnim čezmejnim tveganjem, bosta boljša pripravljenost in bolj usklajeno odzivanje na nadnacionalni ravni prispevala k boljšemu preprečevanju in zaščiti pred posledicami pomorskih nesreč na ciljnem območju. Poiché i piani di emergenza nazionali esistenti non sono sufficienti per affrontare questo tipo di rischio transfrontaliero, una migliore preparazione e una risposta più coordinata a livello transnazionale contribuiranno sicuramente a una migliore attività di prevenzione e protezione contro le conseguenze delle catastrofe marine di questa zona dell'Adriatico. Za uspešno in učinkovito sodelovanje, ukrepanje ter odzivanje na okoljska tveganja in nesreče na morju je potrebno poznavanje posameznih enot, služb, organov, ki so namenjeni odzivanju na tovrstna tveganja. Potrebno je spoznavanje njihove opremljenosti in na splošno zmogljivosti, ki jo posamezna enota lahko nudi. Per poter garantire una cooperazione efficace, un intervento efficace, una risposta efficace ai rischi ambientali e agli incidenti in mare è necessario conoscere le singole unità, i servizi, gli organismi che sono deputati a rispondere a tali rischi ed è necessario conoscere bene le loro attrezzature e in generale le capacità che ogni unità può offrire. Projekt Namir tako predstavlja enega izmed strateških projektov za krepitev čezmejnega sodelovanja na področju varstva in skupnega odziva na okoljska tveganja oziroma nesreče na morju. Strateški vidik projekta je moč zaznati preko različnih aktivnosti, še posebno aktivnosti, katerih cilj so oblikovanje smernic za prenovo podregionalnega načrta ukrepov za preprečevanje večjega onesnaženja Jadranskega morja, za pripravljenost in odzivanje nanj, zagotoviti neposredno komunikacijo in učinkovito koordinacijo med Slovenijo, Italijo in Hrvaško ter uporabo skupnega operativnega mehanizma za ukrepanje in odzivanje na onesnaženje na Severnem Jadranu.
Il progetto AMIS rappresenta quindi uno dei progetti strategici per il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nel campo della protezione e della risposta congiunta ai rischi ambientali, ovvero gli incidenti in mare. L'aspetto strategico del progetto può essere percepito attraverso diverse attività, in particolare quelle in cui obiettivi sono la creazione di linee guida per il rinnovo del piano subregionale di misure per la prevenzione dell'inquinamento nel mare Adriatico, le attività per assicurare una comunicazione diretta e un coordinamento efficace tra Slovenia, Italia e Croazia e l'uso di un meccanismo operativo congiunto per intervenire e rispondere all'inquinamento nell'Adriatico settentrionale. Vi chiedo scusa, ma bruscamente devo un po' tagliare perché altrimenti... In na koncu sta concludendo. Na koncu tovrstni sistem oziroma način oblikovanja skupnega sistema preprečevanja in odzivanja nesreče na morju bi lahko nadaljnje aplicirali tudi na druga območja Jadranskega morja, predvsem na morska območja, na katerem je geografsko locirani več držav in posledično potrebno sodelovanje za uspešno preprečevanje in odzivanje na nesreče. Hvala. Questo tipo di incidenti, ovvero le modalità di creazione di un sistema comune di prevenzione e risposta agli incidenti in mare, potrebbe essere ulteriormente applicato anche ad altre aree del mare Adriatico, in particolare alle aree marittime dove sono geograficamente localizzati diversi paesi e di conseguenza la cooperazione è necessaria per una prevenzione e una risposta efficace agli incidenti. Grazie. Grazie a voi. Roberto, allora ci vediamo l'anno prossimo. Sì, l'augurio è che ci vediamo l'anno prossimo, magari con i ministri dei nostri paesi che sanciscano a livello massimo, proprio qua in Barcolana, un accordo internazionale. Quindi buona Barcolana a tutti. Grazie. Io ringrazio gli ospiti di questo nostro ultimo panel. La terza edizione del Barcolana Sea Summit si avvia alla conclusione e chiamo sul palco l'assessore alla difesa dell'ambiente, assessore regionale Fabio Scocimarro. Questa edizione aveva un sottotitolo verso gli Stati Generali della Sostenibilità dell'Alto Adriatico e dell'Europa centrale, un evento che ci attende nella primavera di quest'anno, e l'assessore Scocimarro ora ci spiegherà il senso politico, oltre che quello ambientale dell'iniziativa. Grazie Fabio. Grazie Diego, molto interessante, grazie anche della collaborazione. Beh, ormai siamo ai secondi finali. Ha detto bene il senatore Antonione che andremo con i ministri a fare importanti appuntamenti, ma questo appuntamento odierno, di questi giorni, che ci ha visto la partecipazione di autorevolissimi relatori, voleva essere per la Regione che ha organizzato questo un trampolino di lancio per quello che sarà in primavera, che saranno le strategie generali dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile. Abbiamo visto anche in quest'ultimo intervento che il mare non conosce confini, ma così come la terra, così come l'aria, per cui andremo con ai massimi livelli italiano, con l'Emilia Romagna, la nostra regione e il Veneto, l'Austria con la Croazia e l'Austria con la Croazia e la Slovenia, andremo a promuovere la prima edizione a Trieste dei Stati Generali Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile. E non saranno soltanto una vetrina, una passerella, ma un confronto che sarà preceduto da una serie di lavori tecnici in cui si porterà un documento quanto più possibile condiviso per arrivare alla firma del memorandum di Trieste o Carta di Trieste, che saranno i compiti per casa per gli anni successivi. L'obiettivo è quello di fare appunto la prima edizione a Trieste, ma quelle successive le vorremmo fare auspicabilmente in proposta dai vari paesi, nelle capitali o nelle città che rendono opportuno, come ho detto, nei paesi limitrofi. Poi, sempre con l'amico Antonione e con l'Ince, vorremmo chiamare da questa edizione i paesi dell'Ince quali ospiti e da quella successiva da protagonisti, in maniera da condividere quanto più possibile quest'area mitteleuropea che vede Trieste centrale, l'ambiente, l'energia e lo sviluppo sostenibile. Grazie.